Abbiamo visto tutte le immagini che sono circolate in rete nella giornata di sabato legate alle presenze di persone in Piazza delle Erbe al mercato. Abbiamo voluto, assieme al sindaco, assieme al comandante della polizia locale, fare una verifica puntuale, quindi siamo andati a vedere le immagini a circuito chiuso del sistema di videosorveglianza. Abbiamo verificato come forse ci fossero alcune presenze in più rispetto al resto della settimana, ma tutto molto gestibile e sotto controllo. Queste le foto che hanno fatto scatenare la polemica sul mercato di Piazza delle Erbe a Padova e queste invece le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza nelle stesse ore di sabato 28 marzo in cui sono stati fatti gli scatti che ritraggono un presunto affollamento di persone. Il sindaco e l'assessore al commercio hanno voluto andare a fondo della questione per evitare inutili polemiche in questo periodo di emergenza, visto che il consigliere di opposizione leghista Alain Luciani ha già chiesto un accesso agli atti. Come si spiegano allora le immagini che erano state fatte circolare? Probabilmente è stata utilizzata una tecnica che è ben nota in fotografia, che è quella dell'utilizzo del teleobiettivo che schiaccia la profondità delle immagini e fa apparire quindi i soggetti che sono ripresi molto più vicini rispetto a quanto non sia realmente. Questo cosa vuol dire? Che le persone erano distanziate tra di loro mentre apparivano molto più vicine. Detto questo, siccome comunque la questione ha scatenato polemiche sui social, c'è stata molta attenzione da parte delle persone su questa cosa, da un lato è giusto ridimensionarla per quello che è, dall'altro però noi vogliamo dare anche una risposta e quindi i cittadini possono stare tranquilli che ci saranno tutti gli accorgimenti per la sicurezza, con la presenza delle forze dell'ordine che pure erano presenti anche questo sabato, per garantire che sia rispettata la distanza di 1 metro tra le persone. Devo dire che questa regola viene rispettata dalla stragrande maggioranza dei padovani che si stanno comportando molto bene nel rispettare tutte le regole. Si è fatto passare un messaggio sbagliato, puntualizza Bresse. I padovani non meritano questo trattamento. Il mercato fornisce un servizio di prima necessità e quindi va garantito, pur con una sostanziale diminuzione dei banchi presenti in piazza. La norma, per come è stata definita a livello nazionale, a livello regionale, consente l'apertura di attività che vendono beni di prima necessità. Quindi i banchi che vendono generi alimentari ai mercati sono equiparati ai negozi che vendono generi alimentari e ai supermercati e quindi sono attività che devono essere garantite proprio per la finalità che hanno. Sulla questione è intervenuto anche Luca Zaia. Per il mercato all'aperto è più difficile una regimentazione dell'afflusso davanti ai banchi, come per i supermercati. Stiamo valutando altre misure non per vena di sadismo, ma perché il modello delle restrizioni ha un assoluto beneficio, ha spiegato il governatore.